Ricordi, aneddoti, immagini che tornano alla mente. È un turbinio di emozioni che si susseguono tra i politici e gli amministratori, uomini e donne della Lega, che hanno conosciuto e condiviso con Giancarlo Gentilini una parte del loro percorso. E ha camminato a lungo al suo fianco Giampaolo Gobbo. Perdo purtroppo un padre, un fratello, un amico, anche un combattente. Per me Giancarlo è sempre vivo e sarà sempre vivo. Grazie Giancarlo. Difficile per Sandro Zampese ora mettere insieme tutti i momenti che lo hanno visto accanto a Gentilini, lui che chiamava Zampese e Beppi Basso i suoi pretoriani. Avevamo 30 anni di amicizia, aveva questa corteccia superficiale, in realtà come uomo era una persona generosissima, una persona buona, onesta, insomma è una persona che lascia un vuoto incolmabile. Un pezzo della mia vita, così il presidente del Veneto Luca Zaia parla dello sceriffo. È stato un amministratore con la schiena diritta e deve essere ricordato come tale. Se c'è stata una generazione di amministratori, non solo della Lega, tutti sono ispirati a un sindaco come Gentilini che metteva al primo posto per la prima volta nella storia delle amministrazioni il cittadino come attore protagonista. Gentilini è stato un amministratore che ha amato con grande dedizione la città di Treviso, dalla cui comunità è stato molto apprezzato il cordoglio del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Addio a Giancarlo Gentilini, un grande sindaco, un grande alpino, un grande veneto, un grande leghista. Il messaggio del segretario della Lega Matteo Salvini affidato ai social. Il Veneto lo ricorderà sempre come un grande amministratore che ha governato la sua città con fierezza, dimostrando un grande legame con la sua comunità. Così Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta. La Lega oggi perde un pilastro, un uomo che ha rivoluzionato il modo di fare politica. È il ricordo del segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin. Lo ha fatto sempre con quella caratteristica di cui la politica oggi è più deficitaria, cioè il coraggio. Le sue scelte sono sempre state scelte coraggiose. E poi c'è l'esercito dei sindaci leghisti, trevigiani e non, cresciuti, avendo davanti la figura di Gentilini, un faro per la loro amministrazione. Un amministratore fortemente legato alla sua città, il papà degli amministratori locali del Veneto, perché è stato, quello che ha aperto la strada poi in tanti territori a far crescere la Lega come un modello di buon governo e di buona amministrazione. Voglio ringraziarlo per quell'esempio che ha dato a me, giovane sindaco, quando, venendo dai suoi amici a Ponte di Piave, mi ha ricordato che il sindaco doveva essere un grande megafono. Abbiamo perso un gran bel punto di riferimento, forse oserei dire il punto di riferimento per noi sindaci della Lega soprattutto. Ha cambiato il modo di fare il sindaco con la gente, tra la gente,